Storie di una vita, storie di lavoro, di illusioni, di delusioni, storie di fatica, storie di chi ha dedicato soldi, di chi ha investito speranze in un'attività produttiva, di chi ha affidato il suo futuro al proprio lavoro. Tutto racchiuso in una chiave, la chiave che apre la porta alla mattina, che la chiude alla sera. Chiavi di botteghe, chiavi tintinnanti, chiavi che sono il tesoro più prezioso dei commercianti. Chiavi che oggi nel flash mob di Piazza dei Signori a Vicenza sono state gettate in un cestino come un'offerta, come un simbolo di responsabilità e dignità, perché con rispetto, lo stesso rispetto con cui sono state rispettate le regole, oggi gli esercenti vicentini chiedono di ripartire, di riaccendere le loro vetrine, di ricominciare dopo l'emergenza coronavirus. Ci dispiace parlare solo con gli occhi oggi e meno con la bocca perché abbiamo una mascherina che ce la copre, però abbiamo la stessa anima e il cuore di prima, quindi ci teniamo molto a ripartire. Noi siamo dentro un tunnel, siamo in un tunnel e siamo al buio. Siamo al buio, siamo senza soldi, non incassiamo un euro da più di 2 mesi e mezzo e non vediamo la luce. E vorremmo essere tutelati dallo Stato e dalle istituzioni, dalle banche, e un aiuto concreto, magari soldi a fondo perduto, perché la situazione è abbastanza grave. Vogliamo vedere i fatti, qualcosa di bianco su nero, di scritto, qualcosa che arrivi veramente nelle casse dei nostri ristoranti. Io rappresento un bar, i miei 2 colleghi sono ristoranti, però abbiamo dentro nel nostro gruppo anche locali notturni che hanno anche loro bisogno di essere aiutati e avere regole certe per riaprire in sicurezza. Le chiavi delle botteghe, dei locali di Vicenza vengono consegnate al comune nelle mani dell'assessore alle attività produttive con un impegno scritto: Presidente Conte, c'è posta per te. Presidente Zaia, facci da postino. Devo dire che è stato veramente toccante, quasi commovente. Si leggeva negli occhi delle persone che mano a mano posavano chiavi e messaggi la disperazione che vivono in queste settimane. Noi siamo naturalmente vicini ai ristoratori e ai bar per questa iniziativa. Ci facciamo tramite come amministrazione comunale di portare a Luca Zaia, al Presidente, queste chiavi che farà avere sicuramente al Premier Conte in segno di dimostrazione appunto che è necessario ripartire, abbiamo bisogno di sostenere le nostre attività tutte in difficoltà e noi per quanto poco riusciremo sicuramente a fare delle iniziative positive, però anche il governo deve fare la sua parte.